garofani, gigli, tulipani, un'intera primavera che finisce al macero senza rallegrare nessuno. Il dramma che investe il settore della floricoltura in piena stagione di fioritura colpisce soprattutto perché sembra impossibile non riuscire a salvare tanta bellezza, magari utilizzando le essenze per profumazioni, per oli o per qualche impiego Queste sono le farmaceutico. orchidee Ma la pronte. fioritura è veloce e non aspetta nemmeno i tempi necessari a trovare soluzioni. Colpisce quello che sta accadendo in una delle più importanti aziende di produzione di orchidee Phalaenopsis, la floricoltura Menin di Carceri, vicino a Este, che normalmente viaggia a un ritmo che va dai 30.000 alle 50.000 orchidee a settimana, 2,5 milioni di piante bellissime vendute all'anno dal Piemonte alla Sicilia, coltivate su 60.000 metri quadrati di serre, distribuite poi da grossisti nelle fiorerie e nei garden di tutta Italia. Oggi questo mare di farfalle vegetali è destinato a morire e non aiuta la vendita online, che pure è partita, ma ovviamente non può raggiungere i numeri della normale attività. Il problema coronavirus è molto grave per noi, in quanto che il nostro ciclo produttivo è di un anno. In pratica queste piante hanno già dalle 12 alle 15 settimane. La nostra programmazione è settimanale, di conseguenza, avendo il mercato bloccato, questa è la situazione attuale. Sono bellissime ma non sono prodotti di prima necessità e così centinaia di migliaia di piante perfette e bellissime sono destinate alla discarica, compromettendo anche il futuro dei 50 dipendenti che per ora sono a casa in ferie, nella speranza che almeno per Pasqua si possa pensare a riaprire almeno in parte le vendite. Visto che nemmeno nel decreto Cura Italia allo Stato ci sono misure specifiche per il comparto, che a nord-est conta moltissime imprese che oggi sono letteralmente piegate in ginocchio dall'emergenza sanitaria. Per l'imballo settimanale, che naturalmente vanno tutte al macero. Voglio fare un ringraziamento particolare a tutti i cittadini italiani che ci incoraggiano tramite Facebook dicendoci di andare avanti, e poi qualcuno ci chiede come vi sentite. Noi ci sentiamo abbandonati da tutti i politici, dal più piccolo al più grande. Molti mi chiedono, anche i miei 50 dipendenti, mi dicono cosa facciamo? Io rispondo andiamo avanti finché abbiamo risorse. Quando sono finite le risorse, ognuno dovrà andare per la sua strada.